C'è una campagna che si trasforma e che disegna paesaggi diversi. Le colture e le stagioni danno valore aggiunto al territorio, tutto, di cui gli agricoltori sono custodi e conoscitori. Il paesaggio è cultura ambientale e i produttori agricoli sono da tempo testimoni e conoscitori di una storia millenaria. Sono queste le tematiche affrontate nell'ottobre scorso a Parma in occasione della 25esima festa regionale dell'Associazione Pensionati CIA e nel corso del convegno Cultura del Territorio, Storia, Paesaggio e Trasmissione del Sapere. Pierino Liverani, presidente dell'Associazione Pensionati dell'Emilia Romagna, un appuntamento questo che coincide con la vostra 25esima festa di associazione, ma che ha voluto rimarcare l'importanza del paesaggio e la cultura che c'è dietro ad un paesaggio, che è frutto di lavoro degli agricoltori. Sì, noi tutti gli anni trattiamo un argomento nella nostra festa. L'anno scorso purtroppo è saltata perché c'era il Covid, e avevamo già scelto l'anno scorso questo tema legato alla cultura, al paesaggio e un po' anche alla storia di quelli che sono i nostri terreni, diciamo così, il nostro territorio. E alla fine diciamo che abbiamo scelto appunto questa tematica perché crediamo che sia una cosa molto importante, perché poi dentro a questo c'è anche la trasmissione del sapere e tutte quelle che sono, diciamo, tutti i filoni della nostra storia, e poi anche del nostro futuro. Ecco, poi abbiamo rimarcato anche il problema dell'ambiente, che credo che sia un argomento indispensabile da mettere in campo e da cercare di trovare delle soluzioni, e i nostri agricoltori sono dei custodi di questo territorio, oltre a lavorarci, e così abbiamo scelto questa iniziativa. Custodi del territorio e di una cultura contadina che poi si tramanda. Sì, custodi del territorio, nel senso che, anche perché si dice l'agricoltore è il custode del territorio, è anche cioè, interesse loro essere, diciamo così, custode del territorio, perché poi se il territorio lo tratti in un certo modo riesce anche a ricavare un certo reddito. Se invece, per esempio, la cultura delle acque, dello scolo e del contenimento delle acque è fondamentale per un territorio che voglia produrre, ecco, come tante altre cose. E il trasmettere, bisogna trasmettere tutte quelle che sono, diciamo, le forze che si sono state messe in campo fino allora, ma deve essere anche un momento per dare ai giovani un indirizzo che poi i giovani devono mettere del loro, ecco, per poter far tramandare tutto quello che sono le cose, le storie del nostro territorio, insomma, ecco. Territorio, cultura, paesaggio, uno dei temi affrontati oggi. Cosa avete messo in campo per il futuro come associazione? Noi per il futuro abbiamo messo in campo gli argomenti che di solito trattiamo, che sono quelli della sanità, sono quelli legati all'alimentazione, sono quelli legati alle pensioni, perché noi crediamo che ci voglia una riforma sulle pensioni, specialmente noi abbiamo degli agricoltori che hanno lavorato 40 anni e percepiscono 550 euro al mese. Allora riteniamo che sia giusto entrare in questo argomento, perciò nel prossimo futuro noi metteremo in cantiere appunto queste attività, che poi ci vogliamo confrontare con la regione, ci vogliamo confrontare con i distretti sanitari, un po' con tutto quello, poi il Covid che ci ha portato ancora di più a stimolarci a parlare di queste cose, insomma a trattare queste cose. Presidente Scanavino, dietro un paesaggio c'è una cultura contadina, ci sono dei saperi e soprattutto il paesaggio ha un valore importante per la collettività, oltre che ovviamente per le imprese che operano sul territorio, perché la bellezza vuol dire anche un indotto turistico e soprattutto una fruizione da parte dei cittadini che comunque quando escono dalla città appagano la loro vista con un paesaggio che muta nel tempo e che è frutto di un lavoro costante degli agricoltori. Il paesaggio sì, porta dietro le trasformazioni sociali, le trasformazioni culturali, quelle economiche, porta dietro il segno anche delle
devastazioni di terremoti, di alluvioni. Il paesaggio si modifica in relazione all'attività dell'uomo, segnatamente degli agricoltori, e in relazione alla modifica ai cambiamenti climatici, a tutto quello che sta accadendo e che sta modificando anche i nostri comportamenti. Certamente il paesaggio è segno di lavoro, è segno di tradizioni che si tramandano, è segno di cultura, è segno di fatica, ed è disegnato soprattutto dalla produzione. Se noi perdiamo la produzione, il paesaggio diventerà un elemento semplificato che non farà più la sua funzione, cioè non servirà più al turismo, non servirà alla produzione e sarà sinonimo di abbandono. Ecco, questo noi non lo vogliamo, per questo ci impegniamo fortemente perché l'agricoltura torni ad essere l'oggetto di attenzione della politica, perché oggi l'Italia, il mondo ha bisogno di tanta agricoltura, di agricoltori che mantengono questo paesaggio traendone reddito. Ecco, lei ha parlato di abbandono del territorio, anche questo processo induce o comunque concorre a descrivere un paesaggio che a volte è disordinato. Sì, io l'ho definito semplificato, nel senso che c'è tutto bosco e quindi apparentemente è una foresta, in realtà non è una foresta, in realtà è l'abbandono che ha lasciato la natura che si espanda, e sotto questa apparente foresta ci sono una serie di problemi di carattere idrogeologico, non ci sono più fossi, contenimenti, muretti. Sotto questa apparente foresta c'è la fauna selvatica che si prolifica in modo disordinato, che distrugge la biodiversità, anche quella vegetale, quindi è un problema di tipo appunto idrogeologico, un problema di tipo ambientale. Noi dobbiamo ritornare a coltivare anche il bosco, ma coltivare il bosco per dare un senso a un paesaggio che si è modificato per effetto dell'abbandono, che può essere recuperato anche traendone reddito. Secondo lei si arriverà ad attribuire o comunque a riconoscere questa funzione all'agricoltore, quindi anche un ritorno in termini economici per le imprese? Ma noi abbiamo già aperto un fronte anche molto sindacale rispetto a questo tema con la politica, cioè i crediti di carbonio che noi generiamo da sempre e che sono sempre stati utilizzati dai governi per raggiungere gli obiettivi dei vari simposi internazionali, l'ultima la COP21 di Parigi e quel che ne sussegue, non sono mai stati riconosciuti agli agricoltori o agli abitanti delle aree rurali del nostro paese. Oggi i crediti di carbonio, che sono un elemento che è componente importante della transizione ecologica, devono avere una monetizzazione. In altre parti del mondo vengono venduti, vengono generati dagli agricoltori, dalle coltivazioni ordinarie, frutteti, oliveti, vigneti, e da noi in Europa non c'è ancora un metodo per calcolare quanto vale e quanto credito di carbonio si produce. Questa è una cosa che noi pretendiamo venga resa nota e calcolata velocemente, perché non possiamo aspettare altro e non possiamo continuare a contribuire senza avere un riconoscimento. Rossano Pazzagli, direttore della Scuola di Paesaggio dell'Istituto Cervi, un paesaggio sempre più importante, un paesaggio che ha un valore, che va preservato, ma soprattutto cambia nel tempo. Questo non vuol dire che comunque è un patrimonio che va conservato, ma soprattutto gli va dato il giusto valore anche nella società. Sì, per farlo occorre risalire al lungo processo di formazione del paesaggio, che è essenzialmente merito degli agricoltori, di generazione e generazioni di agricoltori che, coltivando la terra per produrre cibo, hanno finito per produrre anche paesaggio,
è il paesaggio delle diverse regioni italiane che oggi costituisce un patrimonio, come riconosce la stessa nostra Costituzione all'articolo 9, e per arrivare a questo obiettivo è necessario promuovere la conoscenza del processo di formazione delle caratteristiche del paesaggio e fare in modo che questa conoscenza diventi anche coscienza dell'intera società e in particolare delle giovani generazioni del ruolo, dell'importanza dell'agricoltura e del suo ruolo come strumento di costruzione paesaggistica, oltre che appunto come produttore di cibo di cui tutti abbiamo bisogno. Nel corso dei secoli il paesaggio agrario è cambiato, quindi ha assunto connotazioni diverse, negli ultimi anni anche c'è un cambiamento repentino, oltre che quello dettato dalle stagioni. Ecco, questo vuol dire che il paesaggio è peggiorato o è migliorato, oppure gli agricoltori migliorano questo paesaggio magari agrario che è al servizio un po' di tutti i cittadini? Beh, l'agricoltura ha una grande responsabilità nelle trasformazioni paesaggistiche, può essere in negativo o in positivo, dipende da come queste trasformazioni vengono governate. Non solo dalle aziende stesse, ma anche dai processi di pianificazione pubblica che sono necessari. E da questo incontro tra la pianificazione pubblica e l'attività degli agricoltori che appunto si genera quel paesaggio che noi chiamiamo patrimonio e che costituisce un valore per le stesse aziende. Si pensi per esempio al valore aggiunto dei prodotti, di certi prodotti determinati da un certo territorio che ha anche un certo paesaggio, che so io il parmigiano reggiano, piuttosto che il vino, piuttosto che i cereali, eccetera, e un valore però anche territoriale di tutti, perché il paesaggio è patrimonio comune. Allora questo fatto che il paesaggio è patrimonio comune significa che questa attività degli agricoltori nella costruzione e nel mantenimento del paesaggio debba essere collettivamente riconosciuta.